Davide Di Pasquale, presidente della Pisana Calcio 8. Come commenta questa sconfitta e soprattutto se sono pesate le varie assenze? Allora, commento questa partita cominciando dall'arbitraggio, purtroppo ancora una volta degli episodi che ci hanno compromesso la gara. Hanno fatto 4 tiri, 4 gol loro, calci piazzati, punizioni inesistenti a loro favore che ci hanno compromesso poi alla fine la gara. Che devo dire, le assenze sono pesantissime perché comunque abbiamo giocato con due centrocampisti che facevano i terzini e questa la dice lunga. Nonostante ciò siamo andati in vantaggio, li abbiamo tenuti sul filo del rasoio fino al 50°. Che ti devo dire? Questa medaglia girerà a nostro favore prima o poi? Lo speriamo perché comunque la Pesana pare che debba sempre rincorrere degli episodi negativi per quanto riguarda l'arbitraggio e questo alla Pesana è un po' stufa perché noi creiamo un bel gioco, al di là che siamo una promossa, al di là che siamo 25 giocatori tutti nuovi, poi alla fine ecco piano piano stiamo uscendo fuori, però se poi ci spezzano le ali gli arbitri non possiamo farci nulla. Va bene, grazie mille.